buonasera a tutti. Fatemi dire prima un grazie sincero al festival che mi ospita, in particolare a tutti voi che siete qui ad ascoltare e insomma all'organizzazione che è stata impeccabile, in particolare a Paolo Mocchi. Io sono molto contenta di parlare delle madri della Costituzione, lo sto facendo ovunque sia possibile farlo. Perché le madri della Costituzione sono fuori dalla memoria di questo Paese. Si parla sempre di padri della Costituzione, ma in pochi sanno che ci sono state 21 donne elette all'Assemblea Costituente il 2 giugno del 1946 che hanno dato un contributo fondamentale alla scrittura della Carta. E in fondo, parlando anche con lo storico Emilio Gentile che ha fatto la prefazione a questo libro, abbiamo fatto un po' un test, no? Chi conosce chi? E allora abbiamo verificato che a parte Nilde Iotti o forse Nina Merlin, ma conosciuta in particolare per un altro motivo, cioè per la legge sulla chiusura delle case di tolleranza che è del 58, e invece lei è stata una colonna dell'Assemblea Costituente che perde 10 anni prima. Ecco, insomma, nessuno conosce queste donne. E devo dirvi che io pensavo da tempo a fare un lavoro del genere perché sono al Domenicale del Sole 24 Ore, supplemento di cultura, e lì mi occupo proprio specificamente di storia delle donne, di diritti, di emancipazione, e capivo che mancava un po' un racconto corale delle 21 Costituenti. E quindi nel corso del tempo ho raccolto un po' di materiale, ho visto le monografie che raramente uscivano, fino a quando è successo che il Presidente della Repubblica nel discorso di fine anno del 2020 ha ricordato che il 2 giugno del 21 sarebbe caduto un anniversario importante, cioè i 75 anni della Repubblica, quindi un anniversario diciamo diverso dagli altri, e lì ho detto basta, rompiamo gli indugi, dedichiamoci a questo lavoro. E ho cominciato appunto a studiare, a leggere gli atti parlamentari che sono digitalizzati, quindi chiunque di voi può avere accesso ai giornali, e naturalmente quando capita di battersi con un argomento entusiasmante davvero l'interesse è crescente, quindi a quel punto ho cercato i discendenti di queste donne, perché mi sono detta sentire la viva voce di qualcuno che le ha conosciute, che le ha guardate, che le ha viste muoversi, sicuramente può essere un valore aggiunto. E quindi ho parlato ad esempio con i figli di alcune di loro che ancora ci sono, ad esempio il figlio di Teresa Noce o il figlio di Teresa Mattei, ho sentito il nipote di Rita Montagnana e così via. Ovunque è stato possibile ho identificato e parlato con queste persone. Ecco, quindi facciamo un identikit, no? Chi sono queste 21 costituenti? Accennava anche prima la persona che mi ha introdotto: 9 comuniste, 9 democristiane, 2 socialiste e un esponente del fronte dell'uomo qualunque. Appena elette già diciamo unificavano la neonata Repubblica Italiana geograficamente, perché dal Trentino alla Sicilia, passando per le Marche, per l'Abruzzo, per la Toscana, per la Liguria, per l'Emilia Romagna naturalmente, cioè queste donne geograficamente rappresentavano tutta l'Italia. Erano però di generazioni diverse. Lina Merlin, l'ho citata prima, aveva 59 anni, quindi aveva già un'esperienza politica importante alle spalle ed era la più anziana. La più giovane, Teresa Mattei, appena 25 anni, era del 21. E c'erano tante trentenni, quindi complessivamente una compagine molto giovane e piena di energie. Avevano anche una formazione diversa. Devo dire 14 di loro erano laureate, pensate, per il 46 non è niente male. E prevalentemente materie letterarie o filosofia, ma c'era anche una laureata in chimica,
Maria Maddalena Rossi della provincia di Pavia. Questo lo specifico sempre a beneficio di chi ancora oggi dice che le donne sarebbero più portate per le materie umanistiche e meno per quelle scientifiche. È una grossa sciocchezza e appunto Maria Maddalena Rossi già lo testimonia. Erano anche di estrazione sociale diversa. C'erano alcune che avevano delle origini borghesi, per esempio Maria de Unterricht, trentina, molto vicina a De Gasperi, era figlia di un generale della Guardia di Finanza. Teresa Mattei, figlia di avvocato, Angela Botelli, una democristiana della provincia di Parma, figlia di medico. Ma c'erano altre che invece avevano delle origini umili. Per tornare a Teresa Noce, appunto, il papà lasciò la famiglia, la mamma si arrangiava con lavoretti saltuari e questi due figli crescevano con quello che si poteva al tempo, tant'è che lei, essendo molto brava a scuola, è costretta a lasciare la scuola e a lavorare, prima come sarta, poi come operaia, fino a quando, diciamo, la militanza politica non diventerà preponderante, quindi si dedicherà solo alla politica. E come Teresa Noce, Adele Bei, per esempio, provincia di Pesaro, terza di 11 figli, il papà boscaiolo a un certo punto lascia la scuola per diventare una bracciante ed aiutare in casa. Quindi, insomma, origini, diciamo, diverse e diverse colorazioni politiche, diversa formazione, però queste donne erano accomunate da invece altri fattori. Allora, intanto erano tutte donne impegnate e militanti, prima di tutto antifasciste, questo va da sé, però appunto avevano una storia politica alle spalle, cioè non arrivano all'Assemblea Costituente per caso, paracadutate dai partiti così perché bisognava posizionare una donna, visto che per la prima volta si andava al voto, non dimentichiamo, no, erano delle donne preparate, che avevano fatto esperienza sul campo, molte di loro avevano fatto la resistenza, alcune proprio la resistenza, diciamo, militarmente condotta, quindi penso a Teresa Mattei, che aveva addirittura guidato una brigata di 50 componenti, pensate, e che contribuì alla liberazione di Firenze nel 1944. Altre avevano, diciamo, messo il loro impegno a disposizione nel lavoro di cura o nel lavoro organizzativo, che comunque nella resistenza è stato fondamentale ed è stato riconosciuto sin troppo tardi. Penso a Angela Maria Guidi Cingolani, una romana, che appunto fece questo tipo di attività nella resistenza, o anche a Maria Gaben Federici, una grandissima e validissima donna. Lo sono tutte, però per alcune, come dire, mi entusiasma un filo di più, ma semplicemente perché magari erano veramente del tutto sconosciute. Non so se qualcuno qui conosce, ha mai sentito Maria Gaben Federici. Io non la conoscevo, è stata una scoperta. Ecco, tra l'altro era stata designata nella commissione dei 75, perché appena eletta la Costituente, 5 di loro vengono designate nella commissione più ristretta che avrà il compito di scrivere materialmente la carta. E naturalmente tutto quello che viene deciso in quella commissione più ristretta viene poi portato in seno all'assemblea più generale e c'è tutto il processo di esame e di voto dei vari articoli. Ecco, Maria Gaben Federici era lì insieme a Nilde Iotti, a Teresa Noce, a Lina Merlin e ad Angela Botelli. Quindi parlavo appunto della loro preparazione, della loro esperienza e della loro motivazione. Tutto questo si era già visto, facciamo un passo indietro, prima, perché come dicevo il 2 giugno si va a votare, le donne per la prima volta votano, e chi aveva fatto in modo di conquistare questo diritto di voto? Naturalmente sempre loro, assieme a tante altre colleghe militanti che premevano da tempo sui partiti, perché
si convincessero che era giunta l'ora, che naturalmente erano i leader di partito che dovevano sbloccare la situazione, ma c'era un certo impasse perché c'era scetticismo. I comunisti pensavano ma questa cosa avvantaggerà la DC perché porterà in massa le donne al voto, e i democristiani temevano che invece questo risultato non ci fosse, temevano che questa possibilità non venisse colta e quindi insomma sarebbe stato un provvedimento inutile. E invece il comitato pro voto, che riuniva le donne che arrivavano dai partiti del Comitato di Liberazione Nazionale, da ciascun partito in rappresentanza, riuscirono a convincere i leader e a finalmente ottenere il voto, che fu dapprima solo attivo, cioè le donne poterono votare nel marzo del 46, quindi un po' prima, ma non potevano essere elette. Diciamo che quella fu una prova generale, fu comunque importante, se ne parla molto poco di quell'elezione amministrativa, ma per esempio Nilde Iotti fu eletta consigliera comunale a Reggio Emilia e come lei tante altre, furono tante le donne elette. Ecco. E il 2 giugno del 46 ci fu l'exploit dell'Assemblea Costituente. Ecco, quali fu il contributo delle Costituenti alla Carta Costituzionale? Entriamo nel dettaglio. Sicuramente il principio di parità, sancito dall'articolo 3, perché, dicevo, le appartenenze partitiche si sentivano anche tra le donne, non è che fosse meno feroce la lotta partitica tra una comunista e una democristiana, però alla base dell'azione di tutte e 21 c'era la consapevolezza che alcuni obiettivi erano condivisi e che dovevano agire nel nome del bene comune. Sicuramente il principio di parità e di uguaglianza riguardava tutte e avevano la consapevolezza che riguardava tutta l'Italia, quindi l'intera società. E quindi nell'articolo 3 tutti i cittadini sono uguali dinanzi alla legge, senza distinzione di lingua, di religione, di sesso, fecero inserire un'espressione che per alcuni, come dire, suonava superflua. Beh, certo, tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso, ma loro sapevano bene che non andava dato per scontato nulla, che andava esplicitato, messo nero su bianco, anche perché arrivavano dall'interno fascista, dove sappiamo bene quale fosse la condizione di subalternità della donna. La donna non aveva voce in capitolo in nulla, e ogni tanto mi sono imbattuta nell'espressione regina del focolare, no? Quando si dice che al tempo la donna era regina del focolare, in realtà non era neanche quello, perché c'era la potestà maritale, c'era la patria potestà, quindi di fatto era sempre l'uomo a guidare qualunque decisione. Ecco, quindi tutti i cittadini sono uguali senza distinzione di sesso, e parliamo dell'uguaglianza formale, ma nel secondo comma di quell'articolo 3 viene sancito anche il principio dell'uguaglianza sostanziale, e lì è Teresa Mattei che si impunta quando si dice che la Repubblica deve garantire delle condizioni di uguaglianza e rimuovere di fatto tutti gli ostacoli che possono pregiudicare questa uguaglianza. Beh, quel di fatto viene fatto inserire proprio da Teresa Mattei e da tutte le altre che ovviamente appoggiano la causa, e quindi poi anche gli altri costituenti approvano questo inserimento. Naturalmente il principio di uguaglianza si declina in tutti gli altri articoli che stanno a cuore alle costituenti, e cioè ovviamente l'articolo che riguarda la famiglia, l'articolo 29 che dice che il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Per loro è importantissimo, proprio per le ragioni a cui accennavo prima, cioè un tempo marito e moglie non avevano certo gli stessi diritti e gli stessi doveri, e loro
fanno in modo che questa cosa cessi e venga messo in chiaro che invece hanno pari diritti e pari doveri. Naturalmente questo vale anche per la prole, per la crescita dei figli, per l'educazione dei figli, anche per i figli illegittimi. Ecco, questo apro una parentesi. Le Costituenti tengono moltissimo a che l'infamia della doppia N sul documento di identità che marchiava la vita dei figli legittimi venisse cancellata, e soprattutto si attivano perché i figli legittimi avessero finalmente le stesse possibilità degli altri nati all'interno del matrimonio. Cioè i figli legittimi erano condannati a non avere alcun futuro, alcuna tutela dal punto di vista dell'istruzione e della sanità. Ecco, tutto il loro cammino, perché io poi nel libro seguo anche le attività che vengono portate avanti dalle Costituenti nelle successive legislature. Non entreranno tutte, però alcune sì, e quindi si battono moltissimo, no? Su tanti fronti. Uno è proprio quello dei figli legittimi. Comunque l'articolo 30 dice che è dovere e diritto dei genitori, quindi dei genitori, mantenere, istruire ed educare i figli anche i nati fuori dal matrimonio. E naturalmente il terzo fronte è quello del lavoro. Al lavoro femminile, al lavoro della donna vengono dedicate molte energie, se non la Costituente, in particolare Adele Bei, comunista, ve la citavo prima, è proprio la sua è una vocazione per la tutela, per la difesa delle lavoratrici. Lei mi emoziona sempre molto parlare di Adele Bei, perché appunto vi raccontavo testa di 11 figli con il padre che lavora e la madre non lavora, perché altrimenti chi li cresce questi 11 figli. Lei inizia a lavorare da bracciante, poi a 18 anni conosce Domenico Ciuffoli, si sposano presto. Domenico Ciuffoli è uno che nel 21 aveva la tessera socialista, nel 21 lascia il partito socialista quando c'è la scissione e passa nel PC, nel neonato PC. Naturalmente dal 25 in poi esplodono le leggi fascistissime, il regime diventa molto soffocante e quindi entrambi vanno all'estero, come capita a molti comunisti, a molti della loro generazione, che dall'estero fanno comunque una battaglia accanita, no? Contro il fascismo, tant'è che ci sono per esempio le figure dei fenicotteri, e Adele Bei era una fenicottera. Chi sono i fenicotteri? Sono quelli che dall'estero, sotto copertura, portano materiali di propaganda, portano delle informazioni sensibili, fanno da elemento di raccordo con i militanti in Italia. Quindi è un lavoro molto rischioso, perché naturalmente se venivano smascherate venivano anche arrestate, e in effetti è la sorte che tocca ad Adele Bei. Adele Bei viene bloccata dalla polizia, interrogata, ma lei non parla, non fa il nome dei complici. E la polizia fa leva sul suo sentimento di madre, come non pensi ai tuoi due figli, preferisci rischiare il carcere e non rivederli. Ebbene, lei non cede e dice: non vi dovete preoccupare voi dei miei figli, perché io questo lo sto facendo esattamente per i miei figli e per tutti i bambini italiani. Questa battaglia la sto combattendo per loro, quindi voi non vi interessate dei miei figli. Viene condannata a 14 anni di carcere, che saranno poi 7, ma comunque lei passa 7 anni in carcere, dove recupera tutto il tempo perduto, o meglio, non perduto, il tempo che non era stato a sua disposizione a scuola, quindi legge, studia, onnivora, legge i russi, legge i saggi di economia, insomma, quindi si fortifica intellettualmente. Dopo la liberazione partecipa alla resistenza romana, anzi ancora prima le toccano 2 anni di confino a Ventotene, non si fa mancare niente, dove incontra, conosce la prima linea del Partito Comunista e Giuseppe Di Vittorio, e qui si chiude il cerchio del lavoro a cui
accennavi prima. Giuseppe Di Vittorio intestono un'amicizia e Giuseppe Di Vittorio sarà lui a indicarla alla consulta nazionale, quell'assemblea preparatoria in qualche modo dell'assemblea costituente. Quindi Adele Bey è una che ha molto a cuore il lavoro femminile, si batterà tantissimo per esempio per le tabacchine. Queste lavoratrici erano in condizioni pazzesche che noi non riusciamo neanche a immaginare, no? Che lavoravano a temperature indicibili, sacrificate, e loro non avevano un contratto collettivo, non avevano le tutele minime e Adele Bey riesce a garantire loro delle condizioni più umane. Quindi ecco, l'articolo sul lavoro naturalmente è importante per le costituenti e loro battono molto perché sia scritto che le donne devono poter avere pari accesso e pari retribuzione. È l'articolo 37. Naturalmente tutto questo di cui sto parlando viene scritto e viene sancito ed è stato importantissimo che sia stato inserito nella Carta Costituzionale, ma il cammino di attuazione è lunghissimo, è lentissimo ed è lunghissimo, perché fino a che si arriva alla riforma del diritto di famiglia, ad esempio, non c'è ancora nella società italiana un cambiamento tangibile, no? Come loro si aspettavano. Così come fino a che non viene eletta, non viene indicata una ministra donna del lavoro, che sarà Tina Anselmi nel 76, la prima ministra di questa Repubblica, non sarà fatta una legge attuativa di quell'articolo sul lavoro di cui parlavamo prima. E uno si chiede, ma com'è possibile? Passano 30 anni per avere una legge sul lavoro? E io mi sono data questa risposta. Evidentemente finché non arrivava una donna in quel dicastero non si riusciva a fare questo scatto. Uno scatto che peraltro riguarda solo il settore pubblico, perché sappiamo benissimo che nel privato le differenze sono ancora molte, le discriminazioni sono ancora molte, vergognose, così come sappiamo che nei luoghi apicali le donne in questo paese ancora non ci sono, o sono poche, o ci arrivano tramite le quote, no? So che prima c'è stato un incontro con Alessia Mosca che è stato molto interessante, perché senza la legge Golfo-Mosca che ha inserito le quote rosa obbligatoriamente nelle società quotate, probabilmente non ci sarebbero delle donne, no? In quei board. Quindi il cammino è lunghissimo, però certamente dobbiamo essere tutti grati alle costituenti, perché le basi poste dalle costituenti hanno segnato un prima e un dopo, sono state fondamentali. Io quando parlo dei costituenti sottolineo sempre anche molti altri aspetti. Uno che mi sta molto a cuore è il fatto che loro abbiamo detto erano 21 su 556, ma chi sono le persone con cui si confrontano? Sono le migliori menti italiane, sono la crème intellettuale politica della neonata Repubblica, quindi sono i leader di partito, questo va da sé, De Gasperi, Togliatti, Aldo Moro, Nenni, ma sono i futuri 7 presidenti della Repubblica, Einaudi, Saragat, Scalfaro, Gronchi e gli altri. Sono alcuni intellettuali come Benedetto Croce, come Emilio Lussu, come Piero Calamandrei, cioè loro si confrontavano con queste persone, e quindi la mia stima è ancora maggiore, è stata ancora maggiore quando leggendo gli atti parlamentari mi sono resa conto di come loro non avessero alcun timore reverenziale nell'interagire con queste persone che avevano tutt'altra esperienza per le ragioni che ci possiamo immaginare, ma perché si esprimono con tale convinzione e con tale nettezza le costituenti, proprio perché hanno chiaro il loro obiettivo e sanno che quella era l'opportunità da cogliere e non dovevano fallire per nessuna ragione. In più c'è da dire, erano le donne preparate di cui
vi ho parlato prima, cioè donne strutturate, non persone così inesperte. Erano anche delle donne molto radicate nel loro territorio, cioè queste donne, sono rimasta stupita anche in questo, Rita Montagnana a Torino prese quasi 70.000 voti nel 1946 e io mi chiedo ma chi li prende oggi 70.000 voti? Cioè cosa voglio dire? Che queste donne erano conosciute dal loro elettorato, il loro elettorato si fidava, capiva le loro qualità, capiva il fatto che si stavano spendendo appunto per una causa importante e quindi le premiavano. Bianca Bianchi, una delle due socialiste, io non l'avevo mai sentita e naturalmente ho fatto questo lavoro con un notevole senso di colpa perché appunto in tanti anni all'Unicale non avevo incontrato questo nome. Bianca Bianchi era una socialista toscana, lei laureata in filosofia, si avvicina alla politica, cioè già sicuramente gli ideali socialisti circolavano nella sua famiglia, era figlia del fabbro del paese, anche il nonno materno insomma era socialista, quindi sicuramente gli ideali andavano in quella direzione, i suoi, ma a un certo punto si avvicina alla politica e decide di spendersi e comincia a fare dei comizi, cioè riempie le piazze, si sa esprimere bene, convincente, ha un eloquio che attira le persone perché è autentica, no? Nel parlare, e quindi a un certo punto i vertici del Partito Socialista Toscano la propongono alla Costituente e la propongono come capolista, ma invece a Roma questa cosa desta un po' di perplessità. Una capolista donna non tanto conosciuta, non tanto esperta, abbiamo Sandro Pertini, e devo dire che in effetti leggendo persino io ho detto, ma effettivamente cercando di medesimarsi in quella contingenza, avendo Pertini era abbastanza legittimo forse scegliere Pertini come capolista, e invece quindi accade questo, ma Bianca Bianchi prese quasi il doppio dei voti di Pertini. Ecco, queste sono le costituenti, delle persone fuori dall'ordinario per tanti motivi, ed è veramente incredibile che ci sia stata una rimozione tale, no, dell'operato di queste donne. Pensate che io ho voluto per ciascuna di loro a tutti i costi inserire anche una fotografia, perché dico, se io fossi un lettore e leggessi un ritratto vorrei vedere anche che faccia hanno, no, queste donne. È stato difficilissimo trovare delle foto adeguate di una risoluzione che andasse bene per la stampa, salvo appunto che di quelle un pochino più note, ma questo vi dà l'idea, no, del fatto che c'è un lavoro da fare. Cioè io l'ho scritto anche nell'introduzione, questa nota introduttiva, che le istituzioni dovrebbero impegnarsi di più anche con una fondazione, con qualunque strumento. Loro hanno scritto anche, ci sono dei loro scritti che non si trovano, senza contare appunto i comizi, gli interventi, gli articoli di giornale, insomma ci sarebbe un lavoro di recupero che secondo me va fatto su queste donne. Qual è stata la prosecuzione dell'attività delle costituenti in Parlamento? Non hanno avuto un destino facilissimo in molte, soprattutto le comuniste sono state spesso emarginate dal partito, in alcuni casi per causa di forza maggiore. Penso a Rita Montagnana, che a causa della vicenda personale che l'ha riguardata, perché Palmiro Togliatti e Emilio Iotti si innamoravano,
proprio tra i banchi della Costituente avviarono una relazione, è evidente che non ci potrà essere una coesistenza, quindi il partito, ma lei stessa si defilò in qualche modo e fece sempre un'attività comunque importante a Torino, nella sua sezione storica. Montagnana era una famiglia ebrea numerosa e politicamente impegnata. Anche il fratello di Rita Montagnana, Mario Montagnana, era stato eletto alla Costituente, era stato anche direttore dell'Unità, quindi questo per darvi un'idea del clima e dello spaccato, no, sociale in cui si muoveva Montagnana. E quindi mi immagino, immedesimandomi, che per Rita Montagnana sia stato difficile accettare non solo la questione in sé del matrimonio, dell'evoluzione del matrimonio, ma proprio il fatto di dover lasciare la politica con la P maiuscola. Eppure ho parlato con Manfredo Montagnana, il nipote, che mi ha detto che per lei il partito aveva sempre ragione, e quindi si fece in realtà poi una ragione di questo, perché se per il partito andava bene così, era giusto anche per lei. E io mi sono sempre chiesta invece come abbiano fatto alcune formazioni a rinunciare a risorse preziose, e penso anche a Teresa Noce, che per ragioni analoghe, sempre legate a questioni sentimentali, lei era sposata con Luigi Longo, figura carismatica del PC, che a un certo punto insomma, iniziò una relazione con un'altra donna. In realtà il matrimonio con Teresa Noce era inclinato da tempo, erano separati di fatto da tempo, eccetera, però insomma lei venne a sapere della relazione con quest'altra donna e della volontà di rompere il matrimonio, poi nella sostanza dalle colonne del Corriere della Sera, e questa cosa oggettivamente non era accettabile, e quindi come dire, segnalò la cosa in maniera veemente e il partito non glielo perdonò e la emarginò definitivamente. Ma anche per Teresa Mattei è stato un po' lo stesso, quindi diciamo per le comuniste è stata una strada che purtroppo non è andata avanti, non per tutte. Adele Bei ha continuato, Mideiotti ha avuto una luminosa carriera, paradossalmente l'ha cominciata in maniera forse più compiuta una volta morto Palmiro Togliatti nel 64, perché evidentemente era una figura che era pur sempre un'ombra, no? Il partito le era ostile per questa relazione con Togliatti, quindi anche questo è interessante. Cioè sono interessanti proprio le implicazioni umane personali che hanno dovuto vivere tutte. Le democristiane sono andate avanti, tranne qualcuna. Filomena delle Castelli, per esempio, un'abruzzese, anche lei c'erano ben due abruzzesi, a un certo punto non viene ricandidata. Perché anche allora il gioco delle correnti e delle rivalità era ben forte. Nelle legislature si impegnano moltissimo per la ricostruzione del paese. È evidente, c'era un paese da rimettere in piedi, quindi parliamo proprio delle infrastrutture, delle scuole, degli ospedali, insomma della base, no? E si impegnano con diversi provvedimenti di legge, con degli interventi in Parlamento. Ve ne voglio leggere uno, perché dà l'idea della straordinaria modernità di queste donne. Ho scelto anche, è solo una frase, un passaggio, ma è indicativo appunto di quale rettitudine le guidasse e anche della loro lungimiranza. Ho scelto Angela Minella perché è tra quelle che di nuovo secondo me sono meno conosciute. Lei era nata a Torino, ma era stata poi eletta in Liguria perché si era innamorata di un partigiano di Genova, un partigiano ligure. Insomma anche lei aveva fatto la resistenza, Angela Minella, comunista, e quindi poi ha fatto il suo percorso
in Liguria ed è stata eletta in Liguria nelle successive legislature. Lei aveva un nonno medico, il nonno materno, e avrebbe dovuto studiare medicina, ma la mamma non volle, perché secondo lei non era un futuro tipicamente femminile, non andava bene per una donna. Questa cosa insomma la patì molto, perché fu un sogno infranto, però evidentemente coltivò sempre l'interesse per la medicina, e quindi molti dei suoi interventi e delle sue proposte di legge riguardano proprio la sanità. Allora sentite, nel 1952, quindi insomma siamo ancora in un paese in grande difficoltà, nel 1952 lei prende la parola perché il Tesoro mette a bilancio dei soldi per la sanità, appunto, e lei ben prima dell'istituzione del Servizio Sanitario Nazionale, che ricordiamoci è del 78, quindi mancano 26 anni, fa questo intervento: signori, l'articolo 32 della Costituzione dice che oggi la malattia non è un fatto privato che dipende dai beni a disposizione di una persona, ma è un fatto sociale, un fatto pubblico, un depauperamento della società. Quindi lo Stato deve intervenire e deve garantire cure gratuite a tutti coloro che non possono procurarsele. La Costituzione più esplicita vi dice anche che oggi, in un mondo moderno, in un paese civile, il diritto alla salute non può più essere inteso come diritto a recuperare la salute perduta, bensì come diritto a difendere la salute, a non perderla attraverso un'azione di prevenzione, di tutela, di profilassi che si collega soprattutto all'infanzia. Di una modernità straordinaria, e come questi interventi ce ne sono tanti altri, proprio perché io credo fossero tutte un passo avanti. Uno dei temi a cui prestavano più attenzione era la scuola, naturalmente. Loro intanto insegnavano, per esempio una democristiana di Brescia, Laura Bianchini, invece lei finisce con la Costituente e poi si dedica all'insegnamento, storia e filosofia al Tito Livio di Roma. Sarà per lei una missione. Io ho parlato con una sua ex alunna che mi ha raccontato com'era Laura Bianchini in cattedra e che mi ha cantato le lodi. Ecco, la scuola è perché per loro era prioritaria, perché non c'è una vera emancipazione senza il contrasto all'analfabetismo, cioè senza l'istruzione. Quindi tenevano moltissimo, e anche per esempio all'interno dell'Assemblea Costituente si vede la diversità di orientamento tra per esempio alcune democristiane che vogliono una scuola plurale, scusate, quindi vogliono accanto alla scuola pubblica anche la scuola privata, ma specificano tutte non per una questione economica, cioè non andava confusa secondo loro questa loro richiesta con il reddito o con una questione di classe, però si arrivava sempre dal fascismo e quindi da programmi scolastici diciamo abbastanza unilaterali, per usare un eufemismo, e quindi loro tenevano molto alla pluralità. E invece a sinistra assolutamente questa idea non veniva accettata e si voleva una scuola pubblica senza alcun riconoscimento delle private. Ecco, tutto quel dibattito anche è veramente interessante e utile da leggere e condotto con grande perizia. E infine un altro aspetto, un'altra, come dire, manifestazione di grandezza e di capacità politica che oggi non so se si possa trovare di quella qualità, è stata secondo me l'operazione dei treni della felicità o dei treni dei bambini. Cioè nel dopoguerra noi sappiamo che abbiamo detto il paese era in macerie, ma c'erano delle persone più vulnerabili, più esposte alla malattia, orfani di guerra, che erano appunto i bambini. E
le Costituenti si ponevano il problema, no? Di tutti questi orfani, di tutti questi ragazzini sbandati, che futuro avranno, come faranno, no? E allora misero in piedi questa grande operazione dei treni, cioè partirono soprattutto dal centro Italia, da Cassino, dal Napoletano, dal Lazio diciamo più esteso, insomma partirono tutti questi treni con dei bambini a bordo, con gli orfani appunto a bordo, e fu una cosa organizzata da loro, da Teresa Noce, che all'epoca stava a Milano, e Daria Banfi, la moglie del filosofo Antonio Banfi, e da tutte le altre costituenti, cioè crearono una sorta di rete con la Croce Rossa, con gli insegnanti, con i militanti di partito, non c'era mica internet in quei tempi, non c'erano le linee telefoniche che ci possiamo immaginare, insomma però fu un'operazione politica collettiva riuscita, perché tutti questi bambini approdavano in Emilia-Romagna soprattutto, e poi più avanti anche nel milanese, in posti diciamo in cui l'accoglienza era possibile e concreta. Per esempio, guardando anche appunto l'accoglienza che c'è stata per gli ucraini, così io ho detto, mi sono detta evidentemente almeno in questo hanno fatto scuola, perché questi libri poi si fanno essenzialmente di certo per un recupero della memoria, perché senza memoria non siamo nulla, ma anche per un messaggio che ci deve rimanere, un'eredità che dobbiamo saper cogliere. Ecco, le Costituenti hanno, io credo, insegnato molto, sia per la loro tenacia, sia per la loro serietà e sia per l'apporto concreto che hanno dato non solo a livello politico in termini astratti, ma anche proprio materialmente per far crescere questo paese. Quindi io spero davvero che le loro vite vengano conosciute e che il loro messaggio arrivi potente a tutti.